Ciao ragazzi, siamo quasi in zona Ferragosto, quindi buon Natale! Tanti auguri! Se per molti di noi l'estate è il momento delle agognate vacanze, chi va al mare, la montagna, il lago, per Stefano è un periodo di intenso lavoro perché è il momento in cui diventa uno stilista. Sapete cosa fanno gli stilisti in questo periodo? Anticipano le tendenze, cercano di capire come andrà il mercato, solo che loro fanno i vestiti. Stefano. Io faccio i panettoni. E quindi si sperimenta, no? E quindi quest'anno abbiamo fatto un nuovo esperimento. Dopo il successo del panettone dell'anno scorso, ho voluto cercare qualcosa di più. Quindi il panettone è fatto con solo prodotti biologici. Eccoci qua Stefano, questi sono gli ingredienti di panettone di quest'anno. Abbiamo i mirtilli rossi canadesi, abbiamo questo mix di uvetta grande, normale e gigante, il burro biologico, tutti prodotti biologici. Che colore sto burro? Vedi, questa è la differenza fra un burro biologico di panna e un burro normale. Sempre burro buono, però come vedi il colore parla da sé. Vedi Stefano, a me piace ancora lavorare con le uova intere, avere il contatto diretto con la materia prima, vedi? Così sai cos'hai per le mani. perché la scelta biologica, Stefano? Per fare la differenza. A un certo punto, quando tu fai un prodotto che ritieni sia ottimo, la ricerca di qualcosa sempre di più ti porta a fare delle scelte, no? Allora dici, io sto già usando della materia prima di prima qualità, ok? Di eccellenza. Cosa posso fare per migliorarmi? Comincio a usare prodotti biologici. Quest'anno è la prima volta, questa è la prima esperienza e giovedì, perché ci vogliono 3 giorni perché i panettoni siano pronti, giovedì mi dirai tu, quando l'avrai mangiato, se il risultato è stato raggiunto oppure no. Adesso Stefano andiamo a cominciare a fare il preimpasto. Cominciamo con la miscela di farina. Qui abbiamo lievito madre, abbiamo farina, abbiamo zucchero, del malto in polvere e del latte, sempre in polvere, che ho premiscelato in modo da creare da fare un preparato bello omogeneo. Abbiamo messo il burro, l'impasto sta procedendo per la sua strada. Adesso Adesso è il momento di mettere l'ingrediente segreto nell'uvetta. Ah, e sarebbe? E sarebbe una bella dose di recioto dei nostri Gambellara. Gambellara, Quello certo. sfumatizzato, frizzante. Sì. Quello del puntatino. Mi piace leggermente frizzantino. Perché metti il recioto? Perché è il vino dolce per eccellenza. E quindi dà ancora più aroma? Dà ancora più aroma, è un vino che è molto profumato. E sull'uvetta diciamo che è la morte sua.
vedi il Vinsanto? Ah, ecco. Siamo pronti, Stefano. Adesso noi diamo l'ultima mescolatina con le mani. E mettiamo, come vedi, ne mettiamo un bel po'. Ok. Quanto tempo ha riposato un beta con la No, l'ho fatta riposare tutta la notte, praticamente da ieri sera alle 7 fino alle 7 di oggi. È stata 12 ore a prendere tutti gli aromi del Vinsanto. Questi sono i mirtilli, come vedi pochi questi. E adesso via. 2 minuti e poi siamo a posto. Alessia, Sì, dimmi. Taia. Vado. E questi sono i Bedin, Stefano, siete tutti voi. Siamo tutti qua. Quante generazioni? 3 generazioni al lavoro. Quanto è importante la famiglia in tutto questo? Con le difficoltà che abbiamo passato, la famiglia, se non c'era, il Certo. panificio credo che non esisterebbe. Quindi un panettone non è soltanto il frutto di un'alchimia, di un'armonia ricercata, c'è uno spirito familiare dietro. E il panettone del 2019 è quello che ha portato avanti 100 anni fa mio nonno, poi suo figlio, poi mio papà, poi e fino a noi. Nasce 100 anni fa per arrivare adesso. Un secolo. Allora si può mangiarlo dopo un secolo? Bisogna, Allora- perché se dopo non è buon. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima cantirata. A proposito, 1, 2, 3. Buon Natale! A Ferragosto. I Dise veronesi tutti matti, ma anche i vicentini, non scherza. Sì, ancora di più. Dai, sotto qua.